Sindaco Tonazzo, aggiornamenti sul cluster di Limena, quanti casi ad oggi e come si sta evolvendo la situazione? Allora, la buona notizia è che non abbiamo casi in più. Siamo a 7 asintomatici domiciliati in quarantena fiduciaria e uno ospedalizzato a Padova. Quindi questo, insomma, in qualche modo ci fa ben sperare. La bambina di 8 anni sta bene, è ancora asintomatica. Come invece verrà gestita la questione della scuola Petrarca frequentata dalla bimba? Ci mancherebbe, sta benissimo, siamo in contatto con la famiglia. È giusto anche ricordare che sono residenti a Curtarolo, però vivono praticamente a Limena. Quindi frequentando la scuola primaria Francesco Petrarca, si deve dire perché a breve andremo a fare appunto un'ordinanza, più che noi la Regione Veneto e noi la faremo rispettare, e quindi la scuola Petrarca sarà chiusa anche la settimana prossima e probabilmente la riapertura sarà il 9 marzo. Attendiamo però l'ordinanza del governatore. Al momento, per come stanno le cose, da lunedì invece le altre attività del paese di Limena, a differenza di Vo, dove c'è l'altro cluster, il primo cluster Veneto, verranno riaperte, riprenderanno. Assolutamente sì. Allora, diciamo anche che le notizie si rincorrono e Zaia sta chiedendo al Ministero della Salute un coordinamento per far riaprire tutto. Se riaprirà tutto in Regione Veneto, riaprirà anche Limena, perché Limena non è in quarantena, Limena continuano le attività e da lunedì ripartiranno le attività sportive e tutto ciò che ne consegue. È corretto però ricordare che il sindaco deve far rispettare l'ordinanza del governatore. Quindi io, come tutti i sindaci del Veneto, stiamo attendendo il documento firmato dal governatore Zaia e dal ministro Speranza. Al momento mi diceva non c'è la necessità di fare i tamponi anche sugli altri alunni della scuola Petrarca, giusto? Sì, anche questo è proprio per tranquillizzare tutti e le persone che sono venute a contatto con il minore positivo sono state messe in quarantena fiduciaria. Non è stato fatto a nessuno il tampone perché sono tutti asintomatici e quindi probabilmente tutti negativi. Questo è ciò che sta disponendo l'ufficio igiene del Dipartimento di Prevenzione. L'ultima cosa mi diceva che ha sentito la famiglia della piccola, come stanno spiegando anche alla bambina quanto sta Sì, sì. accadendo. No, no, beh, allora io li sento solo perché faccio filtro anche con voi. Siamo d'accordo, voi intesi i giornalisti, perché ovviamente ognuno deve fare il suo lavoro. E siamo comunque in attesa di notizie perché la persona ospedalizzata è un parente della bambina, è il nonno, e quindi noi vogliamo sapere come sta il nostro concittadino, veramente nella speranza che vada tutto bene. E comunque ci dicono anche che la minore è assolutamente asintomatica, sta bene e quindi questa è la notizia positiva e da cui si parte. Il nonno invece è ancora ricoverato, giusto? È ricoverato e quindi è in terapia intensiva e anche lui speriamo che vada tutto bene.